Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo al Penzo, il Venezia è terzo, lontano dalla prima, lontanino dalla seconda. Se vogliamo una promozione diretta bisogna cominciare a vincere. Samardžić 3 partite, 3 gol nelle ultime 3. Il Penzo è molto speranzoso per portare a casa la partita, che se la Cremonese ha 23 punti non è per niente una brutta squadra. Questo è il Penzo, signori, This is Penzo, si parte, Venezia, Cremonese. Vai. Una bellissima cornice di pubblico, c'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacolo. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Dani insieme a voi anche oggi per la telecronaca. Sarà dura. Serie D protagonista oggi, match che promette gol e spettacolo. Promette tante belle cose. Scritto molto la vigilia. Bravo Baschi. Scalvini. Baschi Rodio. Quella Baschirotto. Fa un numero da fenomeno per Almqvist, lo svedesone per Vangelis. Il grandissimo per Colpani. Colpani, miracolo del portiere, non ci credo. Inizia a bomba però del Venezia. Corner battuto in mezzo. Colpani. Efficace qui la lettura, palla in zona d'attacco. Colpani, bravissimo il colpa. Bravissimo colpa. Samardžić. Vangelis, rigore, non me lo dà. Inizio scoppiettante al Penzo. I tifosi rumoreggiano per la decisione dell'arbitro. Ma bisogna vincerle, beh. Il penalty nell'occasione precedente. Era rigore, era rigore. Subito il cupolotto contro Venezia. Purtroppo come in realtà stiamo lottando contro squadroni di B, però noi siamo sulla carta ancora più forti con il nostro presidente che ci ha regalato veramente giocatori di categoria superiore. Jonsen, Dennis. Go Dennis, go. Go Dennis, Dennis, go. Ma cosa fa? Cagata denisniana. No, fanculizzati. C'è il movimento dei compagni. A te, purtroppo facciamo fatica, raga, Aia. Grandissimo. Calma, raga, calma. Bisogna vincerla, Beppe. No, brutto errore qua di Jonsen. Siamo in difficoltà. Questa che non siamo. Siamo da playoff in questo momento come cammino. Aia. Gol della Cremonese, scandaloso, scandaloso. Eravamo in difficoltà e si è visto. Bravo Jonsen per Pavlidis. Vangelis, ma non ci credo. Errore del portiere. Ma si salvano, si salvano. Jonsen di testa. Pavlidis. Pavlo, vai Pavlo. Vangelis. Tira, ma porca puttana. Ce ne stiamo mangiando troppe però. Incredibile, incredibile. Io gioco, loro segnano. Vasquez. No, guarda che roba, guarda che buco, che bucone. Attenzione. No. Mamma mia, l'ho vista dentro. L'è dura, ragazzi, l'è dura, l'è dura. Le gire. Finisce il primo tempo beffardo. Non merito assolutamente di perdere, ma per il momento è così. Non riusciamo a dare continuità, purtroppo. E i playoff sarà dura. I playoff ci andiamo. Guarda. C'è spazio sulla fascia. Attenzione, dormita qua del Venezia. Joronen para. Cremonese, squadra fastidiosissima. Prova il cross a testa alta. Grande, grande, dai. Pavlidis, Vangelis. Vai Van, attenzione Vangelis. Scopertissimo la Cremonese, incredibile cagata cremonesiana. Pavlidis! Dormita della Cremonese. E al 55 la riprendiamo. Vangelis, Pavlidis. Contropiede mostruoso. Ma che errore della difesa della Cremonese. Adesso dobbiamo andare a vincerla però.
Bisogna vincerle in casa in Serie B se vogliamo la diretta. Dobbiamo vincerle tutte in casa o quasi. Porta via la palla con un Bravissimo, ottimo ancora col Pani, vede tempo. Occhio al Vangelis. pallone filtrato. Vai Van, Gran vai palla per Van, mettersi in pericolo vai in quella Van. posizione. Vangelis! Pulisce Pavlidis. 2-1. La ribalta in 5 minuti il Venezia, incredibile. Ma errori clamorosi in difesa. Ricordo che siamo a difficoltà leggenda, non metto Ultimate perché sennò probabilmente non ne vinco mezza. Attenzione, bruttissima questa. Fallo brutto anche, brutto fallo. No. Allora, mettiamo Busietto qua per un Samardžić distrutto. Poi mettiamo, che è stanco, anche un difensore lo tolgo. Togliamo... Aspetta un attimo. No. Allora, ok, è Calulu anche la munizione. Mettiamo Candela. Poi mettiamo Izes per Baskirodu e Cherisev per un Jonsen. Un po' spento oggi. Bisogna vincere, non c'è altra alternativa. Ammonito Pierino, ammonito Pierino. Sceglie il pallone in mezzo. Vai Cherisev. Difesa scoperta. Madonna, ma la Cremonese non c'è in difesa. E la dai Aialo, mamma mia la Cremonese. Finita la Cremo, finita la Cremo. E Colpani la mette. Mamma che dormita però del Venezia e della Cremonese. Mi ha regalato praticamente 2 gol su 3. Si sono sbilanciati troppo e paga. Comunque la squadra sta anche migliorando con i preparatori, con la gente. Questo è importante. La squadra c'è. Non sfruttano questo possesso. Brutto fallo, troppi falli brutti. Punta la porta. Occhio attraverso il centro. No! Mamma mia, ancora la difesa è il mio problema. Rischio troppo in fase difensiva. Cherisev. Ecco, cagatissima di Ceri. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Bianchetti. No, mamma mia. Non si fa sorprendere. Squadra scoppiettante il Venezia. Ah, no, cosa fa? Cumulativo, maledetto. Bello, questo il portiere cerca di prenderla. E la prende, anche incredibile. 1 minuto di extra time. Cosa fa la Cremonese? Attenzione. E si va a vincere un 3-1 pesante, come un film di Fassbinder, mamma mia. 3 punti pesantissimi, pesantissimi, Beppe, pesantissimi. Andiamo a vedere la classifica. Siamo terzi, 8 punti però dal Palermo e ben 11 dallo Spezia. È dura, raga, è molto dura purtroppo. Contro il Lecco, ragazzi, contro il Lecco. Dai, Calulu, non per i maroni, Cal. Noi dobbiamo andare avanti, avanza, andiamo a Lecco, andiamo a Lecco. Ok. Parzialmente sereno, perfetto. Allora, la squadra è bella in forma, io direi andare così. No, Dio. Che succede? Ah, Pierino squalificato. Pierino squalificato. Ok. Bene. Vai.
Bisogna dare continuità anche in gara, certo che abbiamo già tanti punti di svantaggio, mamma mia, oh. Cioè già 11 punti dalla prima mi sembra un po' stracciatella, sinceramente. Per una grande sfida. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Secondo Dani, posto, con cui 8 commenterò il match punti, di duro oggi. nel secondo. Riflettori puntati sulla serie BKT. Certo in Serie B non hai questi divari, forse la prima sì, ma la seconda già così tanto. Partite, ma quella di oggi secondo me potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mamma mia, Joronen subito fuori casa, avevamo un ritmo non bellissimo, dovevamo migliorarlo. Ancora errore, ma la recupera il Venezia, molto bene. Iniziale della squadra di casa. Pavlidis, Vangelis, mattatore della partita, Vangelis, prova il tiro, Vangelis, mamma! Prima sulla traversa e poi sul fondo. Non ha nulla da rimproverarsi, ha calciato forte e preciso. Il portiere Mamma, Pavlidis, signori, Vangelis, Pavlidis, traversa scandalosa. Rompe la marcatura. Attenzione però, attenzione. La posizione può calciare. Purtroppo subisco tanto. Sembra avere facilità ad andare a fare azioni, ma anche facilità di subirle. Samardzic. Bravo, così. Non è fuori gioco mai. Pavlidis. Almqvist. Calcio d'angolo, vai. Punto di battuta del calcio d'angolo. Lo svedesone! Non ci credo sulla linea. Colpani. Traversa, non ci credo, doppia traversa nel primo tempo. Colpani e Pavlidis. La mette in mezzo. Lo svedesone di testa ed è gol! 1-0, zittito, ammutolito lo stadio. E la regia ci rimanda l'azione del gol. Che cazzo. A sottolineare il cross con cui hanno preso alla sprovvista la difesa avversaria. Un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Però è impossibile che le prime le vincano tutte, oh. È ancora presto per gioire, abbiamo fatto tante cagate in casa, fuori casa. Tante rimonte subite. Attenzione, eccola qua, silenzio. Che dormita, gol su. Incredibile, oh. È pazzesco. Subisco almeno un gol a partita. Almqvist. Lo svedesone passala però. Ma cosa fa? Non è stato molto fortunato qui, ma da quella distanza poteva e doveva almeno inquadrare la porta. Che rabbia. Dopo pochi minuti prendo il pareggio. Fuori casa è così. Occhio alle sovrapposizioni. No, regolare purtroppo. Prova a farsi largo. Buttala via. Cosa ha preso Joronen? Grande Joro. Attenzione Jonsen, si invola il Venezia che subisce tanto ma che veloce a fare occasioni. Pavlidis. Incredibile. Pavlidis, no, così. Quante cagate. Roba mia, bravo Candela. Almqvist la perde male anche. Un minuto di extra. Guarda che cagate che fanno anche loro, però. Finisce il primo tempo 1-1, bisogna vincere, bisogna fare un filotto. Bisogna fare il filottone, ragazzi. Il tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, gran equilibrio fin qui in campo. Pavlidis, autore di una traversa scandalosamente bella. Jonsen. Calcio d'angolo per il Venezia. Questo corner può essere l'occasione giusta per il vantaggio. Di testa lo svedese, madonna. Samardzic. Almqvist. Bravo per Samardzic. Samardzic entra ma sbaglia tutto. Bravo. E la perde. Proprio fuori casa non ce ne va bene mezza, però. Vedete, sta veramente attaccando con tutti gli effettivi. Ecco. Interviene e recupera.
no, guarda che cagata, guarda che buco. Regge palla col corpo. Guarda che roba, come se ne Uno va. contro uno. No! Lascia partire il Cosa ha tiro. preso Joronen? Cosa ha preso Joronen? Grazie Joro, grazie. Allora, Yaya, l'ho finito. Mettiamo Tesman. Busietto per Summer Pavlidis oggi non perfetto. Mettiamo poi Ampalo. E Cherisev per Alquist, che si è segnato, non lo vedo al top. Vai. Viene il portiere, sventa il pericolo. Ma no, ma L'ha perché? Ma che cagata. No, se prendo il gol su sta cosa mi girano i maroni. Attenzione! Respinge con il corpo il pallone. Entrambe le squadre optano per il cambio. Incredibile, incredibile. Fuori casa abbiamo una media da retrocessione. Colpo di testa senza pretese questo. Si è salvato comunque il portiere più volte oggi, eh. Occhio piena di partenza. Ma perché la sbagliamo così? Fuma il contropiede, buono il recupero difensivo. È nervoso il Venezia, è nervoso. Azione da rete, attenzione, qui può finire la sua gara. No, rosso. Rosso Scalvini, che schifo. Mamma mia che cupolotto anti-Venezia. Adesso la vinco, porca miseria. Attenzione poi Ampalo. Attenzione ai contropiedi veneziani, poi Ampalo. Colpari! E Colpari l'ha messa! Clamoroso, considerata l'espulsione, sembrano quasi giocare meglio in 10. Contropiede in 10 contro 11, silenzio. Trovano il vantaggio al tramonto del match, doccia davvero gelata per gli avversari. Però che sfocio. Cioè l'espulsione proprio non l'ho capita no. No, vai, Cambiaso, no. Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Bravi ragazzi, vai Cambiaso. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Colpani, autore del gol che ci sta regalando la vittoria. Mettila in mezzo, Cherisev. Si è sbilanciata, il Lecco si è sbilanciato e silenzio. Buono, nel secondo tempo la squadra però veramente dà il meglio, eh. Bene, vuol dire che la forma c'è. In 10 contro 11, incredibile. Siamo caricati. No, cagatissima qua. Non così. Guarda come sono sbilanciati loro. Poi Ampalo. Peccato. Sprecano la possibile di partenza. Si giocherà per altri 60 secondi. E finisce qua, vittoria pesantissima anche questa. Bravi ragazzi, bravi. Bravi, sì. Non me l'aspettavo sta vittoria così. Arrogantissima, arrogantissima. Ok, siamo sempre terzi, 34, recuperiamo qualcosa. Raga, eccoci qua, Fioi clamoroso, per una risposta data a mano a un giocatore venne esonerato, ho dovuto rimettere un attimo a posto, ho rifatto le due vittorie, una l'ho vinta 2-1, una 3-2, quindi siamo là, anche se il Palermo ne ha persa una, quindi per fortuna ne ho anche guadagnato, ma pazzesco, cioè, comunque ho capito che devo fare per forza le interviste, se no sono cate, adesso metto anche poi Ampalo che devo un attimo far recuperare il morale, ma non posso saltare le interviste, le farò off cam ovviamente, però devo fare perché sennò vengo esonerato perché non parlo alla stampa e la Venezia si incazza, cioè sono sconvolto ragazzi. Vabbè, è rimasto tutto in posto, ho vinto 3-2 e 2-1 al posto di 3-1 e 3-1, però stessa cosa. Che palle, però scusate, ma sono scioccato, ho detto cazzo, non ho parlato alla stampa e ciao. Grazie. Dai. Andiamo avanti. No, lo dico per correttezza perché magari potete vedere dei risultati diversi, ma sono sconvolto. Samardzic. Padroni di casa che scendono in campo dal primo minuto con questa formazione. Quindi bisogna sempre fare interviste, ragazzi, ve lo dico anche a voi, cioè perché sono scioccato. Sono esonero, come mai? Siamo messi bene in classifica e tutto perché a livello di giocatori erano scontenti perché non parlavo mai, se parlavo male. Samardzic. Boom. Silenzio. Così, dal nulla, Samardzic e gol. Hanno aperto le marcature con questo gol. Samardzic e gol. Dai, abbiamo preso bene noi la mano, il Venezia comincia a girare. Adesso dobbiamo però recuperare Poyan Palo che lo vediamo, è un po' incazzato. Attenzione, ecco Poyan. Ecco.
Cioè, però se gioca male, Fioi. Abbiamo Pavlidis, sta sentendo la concorrenza di Vangelis, secondo me. Brutto sto fallo, no, subito. Il gol, per piacere. C'è il Grazie. rilancio lungo. Grande, poi a palo, questa è bella. Per Dennis. Jonsen. Samardzic. Lo svedesone. Non ha avuto Sulla paura, carta è una qui il partita che coraggio, potremmo e ha dominare saltato questa. la porta. Diciamo questa è quella con la Samp, poi basta per oggi. Attenzione No, all'intervento dell'arbitro, vediamo se sta il cartellino. giallo, meno male, mamma mia. Sono tanto falloso, lo so. Alquist. Male, Palla molto recuperata, male. attenzione. Sempre belle giornate a Venezia, la città più bella del mondo. Poi Amparo non mi sta convincendo però, ragazzi, Forte. Ha recuperato il pallone senza fallo. Dai, sveglia. Occhio all'avanzata. Fuori gioco, fuori gioco, fuori Punizione di gioco. offside che viene sbandierata. Pallone intercettato. Poi Ampalo. Errore anche mio qua. Mamma mia, per poco. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Riusciremo a fare un clean sheet, un clean sheet. Forte. Riusciremo a fare. Occhio a questo lancio. Appena detto. Bravo Cambiaso. No, come la perde male. Attacco che si fa interessante. Possono trovare il gol del pari. Bravo Attenzione. Joronen, bravo. Fa il suo dovere qui il portiere. Bravo Joro. Occhio al cross in mezzo. No, Tentativo ma che bravo finisce ancora. tra i guanti del portiere. Vai Pierino. Pierino si invola. Pierino si invola. Cala il Finisce la sipario prima sul primo frazione. tempo, 1-0. penalizza gli ospiti. Proviamo a dare fiducia ancora a poi Ampalo, però non mi sta L'arbitro dà il via alla convincendo. seconda metà della gara. Bravo Alquist, che giocatore. Ecco, poi fa la cagata. Guarda che roba, guarda che roba. E attendere il momento giusto nonostante siano sotto di un gol. Ocio. Bravo. L'è parata senza problemi. Jonsen, Colpani, bravo, Cole. Vai Jonsen, questa è la nostra azione. Jonsen è un furetto. Jonsen, ti prego, poi Ampalo. Si è svegliato il finlandese volante. Bravo. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Poi credo che abbiamo una rosa superiore alle altre. Dovremmo essere noi lo Spezia in fuga. Purtroppo abbiamo fallito tanto nelle prime partite. Questi qua non perdono mai. Occhio al movimento dei compagni. Difesa Bravo. protagonista, qui recuperano palla. Ocio. La mette in mezzo. Roba nostra, no, purtroppo no. E adesso qua voleva veramente fare il gol della vita. Intercetta il passaggio e interrompe la manovra. Vai Pojan. Per Anquist. Bravo. E Pojan palo dorme, però dai. Mettiamo gli ultimi 20 minuti il nostro Pavlidis. Tesman per Jaialo. Busietto. Izes per Scalvini. Candela per Pierino. C'è qui il recupero del pallone. Erroraccio.
del Cosenza. Bello. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Perché sti buchi? Perché sti buchi? Cerca e trova il compagno. Mamma mia, grazie. Bravo. Non ci credo, Varacolpani. Varacol, Varacol, Varacol. Gol. Grande Poyan. Bella doppietta. Nel secondo tempo ci scateniamo. Per gli avversari. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Perché possiamo fare anche un bel 0 gol subiti, speriamo. Madonna. Disastro. Disastro assoluto Cosenza, squadraccia. Mi spiace per loro. Pavlidis, Pavlidis, Pavlidis. Che chance clamorosa. Mamma mia, è un po' egoista qua il Pav. Ci sarà un cambio. Cos'è sta roba? La bandierina che finisce direttamente sul fondo. Mamma mia. Stavo portando a casa un gol in canotto, ragazzi. Entra canotto, ho paura. Con canotto. Il rischio è grosso. 2 minuti da giocare. Busietto. Guarda come si gira però Vangelis. Come si gira Vangelis. Punisce Vangelis. Pavlidis. 4-0 Cosenza annichilito. Un successo strameritato. Vai ragazzi. Tutte le attenzioni sono su questo giocatore. Pavlidis 11 gol, miglior marcatore della Serie B. Ci si attendono molti. È prevista neve oggi a Venezia, incredibile. Si gioca in un'atmosfera davvero guarda che roba. con la neve sullo sfondo, il terreno Ciao. non è al meglio, le squadre dovranno adattarsi a queste condizioni. Mamma mia, guarda che roba. È la palla scivola, raga. Di questa sfida. Serie B protagonista oggi. Tanta qualità. Campo difficile oggi. Dall'altra dovrebbe uscirne una grande sfida nel segno dello spettacolo e delle occasioni. Campo ghiacciato, mentre Sampdoria abbiamo recuperato tanti punti, ha perso sia Palermo che lo Spezia. Ancora una volta no, bellissimo però. Gli effetti così belli, dai. Diamo a Cesare quel che di Cesare. Squadra di casa che si schiera con questi 11. Sopra non pensiamo alla neve. Bravo. Calulu ancora squalificato, anzi Calulu è più squalificato che altro. Possiamo vedere Jonsen. le scelte del tecnico blu cerchiato per questa sfida. Bravo, ancora per Jonsen. Jonsen. Mamma mia, è dura, è campo impraticabile oggi, Neve al penzo. Bravissimo. Roba nostra, roba nostra. Lasciamo di fare un bel 4 su 4, cazzo, per una volta vincere tutte in un video. Che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio. Sì, Pier, sono diverse le squadre che possono avanzare pretese nella corsa al titolo, Non è facile, qualcuno potrebbe anche perdersi per strade, altri aggiungersi con il passare delle giornate. Sono d'accordo con no. La buona non può sprecarla. Non ci... Mamma mia. Che rischio, non nevica però. Era Pirlo. Batte lungo. Butta via. Spezza l'azione e rinvia. Gioca bene la Samp. Ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso. Però noi siamo quelli del contropiede, ragazzi. Busietto. Bravo Busio, non benissimo invece. Sebastiano Esposito. Murru. Candela, bravo Candela. Del pallone. Pavlidis la recupera ma fa il campo impraticabile. Cherisev. Passa al centro. Jonsen. Nulla di fatto dunque. Sebastiano Esposito. Partita collosissima. Comunque ha fatto il clean sheet nella partita precedente, il miracolo. Ancora che bisogna fare l'intervista. Sto recuperando anche la fiducia nei giocatori perché... No,
Possono passare in vantaggio. No, non è mai rigore. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Di culo però. Busietto, bravo Busio, si vede che la Samp è forte, eh. Vai Pavlidis, vai Vangelis. Vangelis! Vangelis! Trovano la rete che sblocca il risultato. Grande gol di Vangelis. Bravo Vangelis. Proprio alla fine del primo tempo. La prima frazione. Stiamo trovando l'alchimia giusta, raga. Questo è importante. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Chiaro che è ancora durissima la partita. Qua se ne va Stanis. Traversone in aria. Buona qui la lettura del difensore. Jansen. Fuori giochissimo, guarda che alta la Sampdoria, mamma mia. Ha vanificato una buona idea. Sì, Pier, l'idea era buona, doveva fare più attenzione e rimanere in linea con i difensori. Partita collosa. No, no. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa. La touche. Ha attirato su di sé molte delle attenzioni di pubblico e stampa alla vigilia ed è facile capire il perché. L'allenatore ha optato un po' a sorpresa per lasciarlo fuori dall'11 titolare ed è una decisione che ha fatto molto discutere. Poi Ampalo sta rompendo un po' i maroni, però, È comunque utile a gara in corso. Questo è un giocatore che è in grado di fare la differenza anche se è impiegato per 20-30 minuti. Non ci vedo nulla. Vai Jansen, questa è l'azione di solito. Jansen, ma quanta neve che c'è qua. Sono già avanti di un gol. Questo corner può essere l'occasione. Ma non così, ho sbagliato io. No, che culo. Ovviamente se sfruttato a dovere. Busio. Respinge con il corpo il pallone. Colpani. Può servire un compagno. Cross in mezzo. Brutto. Allora, dai. Poi Ampalo, ti rompi i maroni. Almqvist. Scendiamo un po' di turno Colpani, mettiamo Iaialo. Abbiamo due mediani, diciamo. Recuperano palla in zona d'attacco. No, sbagliatissima. Interviene e risolve. No, non perderla. Se ne va in velocità, attenzione. Jansen. Esecuzione. Jansen! Non ci credo, un cross sbagliato per poco. Può recriminare solo contro la cattiva sorte che ha impedito alla palla di entrare. Possesso palla per la Samp. Dobbiamo tenere duro adesso. Ha saltato l'avversario. Mamma mia, la Samp è una buona squadra. Che lotterà per i no! Che cazzo ha preso? Ma che cazzo ha preso Jansen? C'è Jansen, ciao Joronen. Adesso si soffre. Vai Alquist contro il piede mostruoso adesso. Lo vogliamo? No, poi Ampalo. Hanno conquistato un calcio di rigore. È stato l'errore dagli 11 metri. Incrocio dei pali pieno. Non fortunato qui. Il portiere Alquist se ne va. Vai Svedesone. Vai Svedesone. Poi Ampalo entra e segna però. 2-0. Si è svegliato poi Ampalo. 3 gol in 2 partite. Bravo poi Ampalo, bravo. Hanno allungato portandosi sul 2-0. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Ottimo. Tessman. Busio, fermato bene. Borini. C'è spazio per la ripartenza. Brutto questo. Cioè, dai, siamo a fare il secondo clean sheet, dai. Questa ripartenza, difesa scoperta.
Bravissimo. E finisce qua un bel 2-0. Si impone la squadra di casa. 4 vittorie La squadra di consecutive, oggi da 8 partite che non partecipa perdiamo, al di là del signori. risultato. Devo dire che ho visto parecchie Siamo cose. tornati. Ne facciamo un'intervista, l'ultima la facciamo insieme? No, perché? Vai, stronzo. Ah, ecco. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Bene. Sono tutti incazzati quelli in panchina. 8 partite, raga. Vedi, sono incazzati da. Stiamo salendo piano Grazie piano. ancora Troppe per il suo poi non ho tempo. fatto mai interviste, cacchio. Dai, però ci siamo, andiamo a vedere la classi, mettiamoci in che fica. Siamo sempre terzi, ma a 3 punti dal Palermo e dallo Spezia. Recuperato uno svantaggio incredibile. Buono raga, un saluto al commentatore veneziano. Anche il Pisa è pericoloso, stanno rientrando un po' tante squadre. Alla prossima, ciao!